Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo dell'allerta meteo rossa ed arancione oggi in Sicilia, sotto osservazione soprattutto le province di Catania, Messina, Ragusa, Siracusa ed Enna. In tutti i comuni capoluogo di provincia e in molti altri i sindaci hanno deciso di chiudere le scuole. Neve in provincia di Agrigento, oltre 20 centimetri sulla provinciale Cammarata, Santo Stefano Quisquina. Il servizio di apertura è del nostro direttore Arturo Cantella. Allerta meteo oggi nella nostra provincia è arrivata già dalla mezzanotte di ieri. La sala operativa della Protezione Civile del Libero Consorzio di Agrigento è già pronta. Intanto anche il sindaco della città ha ordinato la chiusura delle scuole, seguito da vari sindaci di diversi comuni della provincia come Ribera, Realmonte, Aragona, Licata, dove è stato chiuso anche il mercato settimanale, Favara, Comitini, Palma di Montechiaro. Un invito che è stato anche diramato dalla prefettura di Agrigento, che in un suo avviso in indirizzo alla questura, ai vigili del fuoco, ai vari sindaci della provincia, afferma come in relazione all'allerta meteo diramata dal Dipartimento regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana con avviso dell'8 febbraio 2023 si invitano le signorie vostre illustrissime ad approntare gli accorgimenti necessari in attuazione dei piani comunali di protezione civile. La prefettura di Agrigento raccomanda innanzitutto di prestare la massima attenzione per la vigilanza dei presidi territoriali di zone potenzialmente a rischio, di attivare ogni possibile forma di comunicazione alla popolazione sull'opportunità di adottare le cautele e gli accorgimenti del caso, in particolare evitare gli spostamenti a eccezione di quelli strettamente necessari e di evitare di sostare nei seminterrati e nelle cantine. La prefettura conclude dicendo di valutare l'opportunità immediata di attivare i COC nel caso di peggioramento delle condizioni stesse. E in merito anche la provincia si attiva. Con l'arrivo di una forte perturbazione da nord si moltiplicano i disagi su tutta la rete viaria provinciale. In particolare, affermano i rappresentanti della protezione civile della provincia, nelle aree interne. Da stamani infatti, oltre alla pioggia, l'area sottocollinare montana è interessata da precipitazioni nevose, in particolare la strada provinciale 24 Cammarata Santo Stefano Quisquina, ricoperta da oltre 20 cm di neve sin dal mattino e sulla quale sono tuttora all'opera i mezzi del Libero Consorzio Comunale con spargimento di sale sulla carreggiata e l'intervento di 2 macchine spazzaneve. In seguito all'emanazione del Dipartimento regionale della Protezione Civile dell'avviso regionale di rischio meteorologico con livello di allerta arancione, la provincia afferma come sarà attivata a partire dalla mezzanotte di ieri fino a ogni cessata esigenza la sala operativa di protezione civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, sita nella sede di via Crone. Attivo anche un numero telefonico per le emergenze, ai quali i cittadini si potranno rivolgere per segnalare le situazioni di difficoltà. L'ufficio della protezione civile precederà inoltre con il proprio personale la sala operativa, allertando anche le associazioni di volontariato, allertato ovviamente anche il personale stradale reperibile del Libero Consorzio che effettuerà un continuo monitoraggio della rete stradale provinciale per intervenire in caso di situazioni di pericolo sui vari tracciati. Attivo anche il piano della neve, nel quale sono riassunte tutte le procedure per consentire rapide ed efficaci operazioni di soccorso e di ripristino dei servizi pubblici su tutto il territorio provinciale. La provincia informa inoltre che è obbligatorio la presenza di catene a bordo degli autoveicoli in transito sulle strade interne, il montaggio di pneumatici da neve da 15 novembre al 15 aprile, nonché è fatto divieto di transito in caso di ghiaccio o di neve sulle carreggiate per i motocicli. Messina Denaro in carcere, se la prende con i TG. Il mafioso al 41 bis all'Aquila avrebbe commentato duramente quanto appreso dalla televisione. I dettagli nel servizio. All'Aquila non si parla d'altro e nel carcere di massima sicurezza l'argomento Messina Denaro la fa certamente da padrone. A raccontare della routine dell'ormai ex superlatitante il giornalista Giustino Paris. Messina Denaro, come si sa, all'interno del carcere si sottopone a cure oncologiche. Non può uscire dal carcere dove è stata allestita una sala medica per le sue cure, una cella di circa 4 metri con un letto ancorato al pavimento, un tavolo che si apre e si richiude, un lavandino con acqua calda, una doccia non interna.
Il giornalista Parisse sul quotidiano Il Centro racconta infatti la giornata tipo del boss, con una sveglia alle ore 8, barba con un rasoio che poi deve restituire, il letto rifatto da solo, niente colazione ma solo caffè intorno alle ore 10, con un piccolo fornello che restituisce subito dopo averlo utilizzato. Alle ore 12 il pranzo con spaghetti al forno, bastoncini di pesce, insalata, a cena minestra, da bere acqua. Nel pomeriggio l'ora d'aria, ma isolato dagli altri detenuti. Può incontrare solo il suo avvocato, che peraltro è sua nipote, e che gli porta dei vestiti di ricambio. Qualche nota sull'abbigliamento invece. Indossa sempre una tuta, ma non lascia il suo montone, divenuto oramai celebre. Può guardare la TV che si spegne a mezzanotte, ma solo canali nazionali. A quanto pare si rivolge a tutti con cortesia, parla del cancro e delle sue cure, ma mai della sua vita da boss. La sua cella viene sorvegliata da 2 agenti. Uno lo guarda a vista mentre l'altro lo controlla attraverso un monitor. Messina Denaro, secondo fonti carcerarie e sanitarie, è apparso in buona forma e sempre più in fiducia coi medici. In riferimento alla malattia si dichiara fatalista, con un atteggiamento positivo verso le cure. Il paziente è in buone condizioni, ha appetito ed è riposato. Sono buoni indicatori, emerge infatti dalle fonti. Ma c'è di più. Sono incazzato per le notizie che apprendo nei telegiornali e quanto avrebbe riferito lo stesso Matteo Messina Denaro all'interno del carcere di massima sicurezza a sanitari e penitenziari. Sul suo conto, dice il boss, vengono raccontate tante balle, tutto frutto di fraintendimenti. Contrariamente ai primi giorni di reclusione, infatti, nelle ultime settimane l'ex latitante sta guardando con attenzione i vari TG. Intanto Giovanni Luppino, l'autista che lo ha accompagnato alla clinica di Palermo, dove entrambi sono stati arrestati lo scorso 16 gennaio, ha rinunciato al ricorso al Tribunale del riesame contro la custodia cautelare in carcere. I PM gli contestano i reati di procurata in osservanza della pena e favoreggiamento, entrambi con l'aggravante mafiosa. In vista dell'udienza al riesame, la procura aveva depositato agli atti una foto trovata nel cellulare di Luppino che ritrae l'Alfa Romeo Giulietta del capomafia parcheggiata davanti a casa sua il 25 dicembre scorso, una circostanza che smentisce la tesi difensiva dell'indagato, che ha raccontato nel corso dell'interrogatorio di garanzia di aver conosciuto il boss 6 mesi prima col nome di Andrea Bonafede, l'identità utilizzata durante la latitanza, e di averlo visto solo la mattina dell'arresto, quando Messina Denaro, sempre sotto falso nome, si sarebbe presentato a casa sua per chiedergli un passaggio per la clinica La Maddalena. Poi l'epilogo lo conosciamo tutti. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato il bilancio interno, ok ad un emendamento per adeguare i compensi dei sindaci alla normativa nazionale, aumentati anche gli stipendi degli stessi deputati dell'ARS. Il nostro direttore Arturo Cantella. Un'intesa è stata trovata all'Assemblea regionale siciliana relativamente all'aumento degli stipendi dopo quella fatta ai deputati per loro stessi, per via di un adeguamento Istat, una riparametrazione che negli anni è stata bloccata, visto che si è registrato aumento nell'ultimo anno preso in esame, e dopo quello per i sindaci dei comuni isolani sono arrivati anche gli aumenti per gli ASU, i precari, per i PIP di Palermo e per i forestali. Il bonus per i 70 parlamentari regionali ammonta a circa 900 euro al mese, pari a circa 10.700 euro l'anno. Fatto sta che gli stessi parlamentari di diversi schieramenti, pur con il dovuto distinguo, hanno accettato il loro adeguamento salariale, per così dire. Non essere d'accordo è stato il senatore Davide Faraone di Italia Civica, che da Roma afferma che l'adeguamento Istat si poteva bloccare così come fatto dal 2006 a oggi. Fatto sta che il presidente Calvagno non si fa convincere a fare nessuna marcia indietro. Via libera anche per gli aumenti ai sindaci, nonostante ci sia stato un tentativo di fermarlo, ma il governo regionale ha sciolto la riserva. Anche su quello la Giunta ha infatti stanziato circa 6 milioni di euro per adeguare gli stipendi dei primi cittadini.
Invece è stato bloccato l'aumento dei fondi richiesto dall'assessore regionale all'energia, l'agrigentino Roberto Di Mauro, che assegnava 300.000 euro per assumere consulenti destinati a scrivere i piani di gestione dei due settori. L'aumento previsto era fino a 500.000 euro, appoggiato anche dalla lista di Cateno De Luca, Nord chiama Sud, ma tutto è stato bloccato dalle opposizioni con il voto segreto, 35 contrari e 31 a favore, segno di una maggioranza non compatta. Al via anche la creazione di un fondo che prevede 200 milioni di euro, che consentirà ai vari comuni dell'isola di arruolare progettisti per partecipare ai bandi del PNRR e altri vari finanziamenti europei. Soddisfazione è stata espressa dai vari partiti, anche se con molti distinguo e chiarimenti vari. Prezzo dei carburanti, giù anche il diesel nonostante l'embargo sui prodotti petroliferi russi. Si torna a parlare però di inquinamento. Vediamo. Da qualche giorno nelle pompe di benzina, come si vede nel video o in alcune di loro, il prezzo della benzina è uguale a quello del diesel. Di solito negli anni il prezzo della benzina era stato sempre superiore a quello della nafta, ma successivamente il prezzo del diesel è notevolmente aumentato rispetto alla benzina. Varie le spiegazioni che si sono attribuite, una tra tutte la guerra e le limitazioni dovute per via della Russia di Putin per la penalizzazione decise dalla Comunità Europea. Da molto tempo ormai è sotto accusa il diesel perché viene considerato uno dei maggiori colpevoli dell'inquinamento atmosferico e anche se è stato dimostrato che per quanto concerne le emissioni di CO2 questo carburante non è certo il principale imputato, anzi per il gasolio è iniziato il lento ma inesorabile declino, eppure per molti anni per prezzo e resa meccanica è stato considerato il numero uno delle strade, il miglior motore per fare tantissimi chilometri e fino a pochi anni fa oltre la metà del parco auto in Italia era alimentato dal gasolio. Le auto diesel sono ora nel banco dei grandi imputati ed il propulsore a gasolio viene progressivamente abbandonato al suo destino, anche dalle stesse case automobilistiche che in parecchi casi lo hanno tolto o lo stanno togliendo dall'offerta. Così scorrendo gli ultimi dati, solo il 39% del parco auto va a gasolio, contro il 44% delle vetture a benzina, il 7% va a GPL e il 5% sono ibride. Insomma, si sta chiudendo un'epoca e il colpo di grazia potrebbe forse arrivare dall'esito della consultazione pubblica voluta dal Ministero dell'Ambiente. Il Ministro ha infatti annunciato che in questi giorni la nuova mossa ecologica del governo, il progressivo allineamento delle accise che pesano sul gasolio a quelle più alte della benzina, e se alla fine della consultazione prevista per il prossimo mese di agosto ci sarà il pollice verso il diesel, si procederà con l'inserimento nella legge di bilancio di un meccanismo automatico di rincaro delle accise che potrebbe terminare nel 2030, una dilazione voluta per non danneggiare eccessivamente il mercato e i proprietari nei prossimi anni. Verifiche sulla stabilità sismica degli edifici scolastici di proprietà del Comune di Agrigento sono state finanziate dall'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana. Arturo Cantella. Sono state finanziate dall'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana per un importo di oltre 132.000 euro le prime indagini diagnostiche strutturali con prove distruttive e non distruttive, con il ripristino dello stato dei luoghi, le verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici di proprietà del Comune di Agrigento, candidati nella manifestazione di interesse indetta dalla Regione Siciliana lo scorso 10 marzo 22. Un primo finanziamento di euro 132.000 circa dei 630.560 inseriti nel decreto del 26 ottobre 22 di approvazione definitiva dell'elenco relativo alla manifestazione stessa. Siamo felici dei risultati raggiunti, afferma il sindaco Miccichè. Non si arresta il tentativo della nostra amministrazione di riuscire a ricucire il deficit normativo del patrimonio scolastico agrigentino e da un lato incrementando le azioni di verifica, dall'altro provvedendo ove possibile con i fondi del PNRR al recupero di immobili di edilizia scolastica da tempo chiusi per offrire migliori servizi sia alle famiglie che dovranno rivolgersi nostro malgrado a strutture private perché quelle pubbliche sono state in passato dimenticate o poco attenzionate.
Continua senza sosta, afferma l'assessore all'edilizia scolastica Gerlando Principato, l'attività è in ritardo rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente di verifica sismica degli edifici scolastici di proprietà comunale. Gli edifici ospitanti le scuole finanziate per un importo di 132.000 euro si uniscono alle verifiche già eseguite negli ultimi 2 anni nei plessi scolastici Nuova Manhattan, Giardino Fiorito, Verga, Vincenzo Reale e Loris Malaguzzi e nella scuola media Pirandello di via Crone. Come preventivato, la mappatura delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici di competenza comunale, spiega l'assessore Principato, programmata ed eseguita per tempo dal geometra Vincenzo Burcieri, dipendente del comune di Agrigento, ha dato i risultati che speravamo. No all'utilizzo della polvere di grillo nella produzione del pane artigianale e dei prodotti da forno, lo dice in maniera categorica Assipan Confcommercio, dopo che il regolamento dell'Unione Europea 2023-2025 autorizza l'immissione sul mercato della polvere che si ottiene macinando le larve dei grilli quale nuovo alimento proteico. Arturo Cantella. Il regolamento dell'Unione Europea 2023-2025 autorizza l'immissione sul mercato della polvere parzialmente sgrassata, denominata Acheta domesticus, ovvero meglio definita come grillo domestico, quale nuovo alimento. Su tale tema l'Associazione Italiana Panificatori Assipan della Confcommercio esprime la propria convinta contrarietà all'utilizzo di polvere di grillo domestico nella produzione del pane artigianale e dei prodotti da forno. Pur comprendendo i processi di globalizzazione e le collegate evoluzioni gastronomiche, l'Assipan di Confcommercio ritiene che sia necessario tutelare il buon pane fresco artigianale italiano, ricco di storia e di tradizione. In ottemperanza alla normativa vigente e in considerazione dell'articolo 14 della legge 580 del 4 luglio 67, il pane deve essere prodotto esclusivamente con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune. Sebbene successivamente il regolamento di cui al DPR 502/98 consente l'aggiunta di ulteriori ingredienti nella produzione del pane, questi devono essere obbligatoriamente riportati in etichetta per garantire al consumatore il diritto di compiere una scelta oculata rispetto a una qualità rilevante del prodotto pane che si accinge ad acquistare, dichiara Enzo Graziano, presidente provinciale dell'Assipa di Agrigento. Serve avere la garanzia che venga eliminato ogni singolo fattore che possa ingenerare confusione tra prodotti sostanzialmente disomogenei, come ad esempio il pane fresco, il pane precotto o conservato. L'Assipan Confcommercio, al di là degli aspetti normativi, ritiene quindi che vi sia ormai da anni il sospetto di un graduale attacco da parte dei potentati economici esteri alle eccellenze gastronomiche italiane. In gioco quindi non vi è solo la tutela del pane bianco italiano, bensì la stessa sopravvivenza di migliaia di imprese di tutte le filiere alimentari nazionali, e quindi, conclude l'Assipan di Confcommercio, è tempo che il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste si rechi al più presto di nuovo a Bruxelles per gli opportuni chiarimenti. Parliamo adesso di Giuseppe Antoci, siciliano, laureato in economia. È entrato nel mirino delle organizzazioni mafiose quando da presidente del Parco dei Nebrodi si è posto l'obiettivo di bloccare gli affari sporchi dei clan criminali che si accaparravano fondi europei destinati alla pastorizia in quel territorio tra le province di Messina, Catania ed Enna. Grazie a lui è nato il protocollo di legalità, meglio noto come protocollo Antoci, diventato legge dello Stato. La sua lotta alle organizzazioni mafiose lo costringe a vivere sotto scorta. Vediamo. Vedete come la scelta ti accompagna, perché sono momenti in cui non bisogna vergognarsi, in cui tu hai paura, in cui tu a volte cerchi l'appoggio, in cui tu a un certo punto devi capire che la scelta è quella che dà valore a una parola che il presidente Mattarella ha pronunciato nel suo secondo insediamento ben 23 volte: dignità.
e non lo devi fare per gli altri. Guardate, io ho una chiara idea di quello che significa morire. Puoi morire in un attentato di mafia come stava accadendo a me con i valorosi uomini della Polizia di Stato. Muori, un'altra strage, ogni anno le ricorrenze, le lapidi, il ricordo, giusto. E sei morto una volta. E poi c'è un altro modo per morire, che è quello di alzarsi la mattina, andarsi a fare la barba, guardarsi allo specchio, sentirsi sporco, sapere di non poter passare all'altra stanza, incrociare le tue figlie e continuare a dire loro che la vita va vissuta con rettitudine, senza abbassare la schiena. Non lo puoi fare più. E quello specchio ti uccide ogni giorno. La scelta va fatta in maniera da comprendere che è vero che questo paese ha la migliore normativa antimafia d'Europa e del mondo, ma il miglior testo antimafia di questo paese è la Costituzione, è il dovere di cittadinanza dal quale nessuno di noi, di voi, si può sentire esentato. Il dovere morale di poter entrare in una chiesa e poter andare al cospetto del Signore avendo la coscienza a posto, perché il vero giudice di tutto quello che faremo non lo troveremo in questa vita, perché Livatino dice una cosa bellissima: non è un tema di credenza, è un tema di credibilità, e la credibilità vale più per te stesso. E la scelta va fatta consapevole di chi c'è da un lato e di chi c'è dall'altro. Nella settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio si è registrato in Sicilia ancora un netto calo delle nuove infezioni da Covid-19, in linea con la tendenza del territorio nazionale. Arturo Cantella. Nella settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio si è registrato in Sicilia ancora un netto calo delle nuove infezioni da Covid-19, in linea con la tendenza nel territorio nazionale. I nuovi positivi sono stati 2.416, meno 22% rispetto alla settimana precedente, con un valore cumulativo di 50 ogni 100.000 abitanti. Il tasso dei nuovi positivi, più elevato rispetto alla media regionale, si è registrato in provincia di Siracusa con 69 su 100.000 abitanti, Messina ne ha avuti 66 su 100.000, Palermo 59 su 100.000. Le fasce di età maggiormente a rischio risultano quelli degli over 90, tra gli 80 e gli 89 anni e tra i 60 e i 69 anni, che vanno da 90 ogni 100.000 a 89 ogni 100.000 casi, 72 ogni 100.000 abitanti. I dati sono contenuti nell'ultimo bollettino settimanale a cura del Dipartimento per le attività sanitarie, osservatorio epidemiologico dell'assessorato della salute della regione siciliana, meglio conosciuto come DASOE. In base a quanto riportato nel documento, le nuove ospedalizzazioni sono in diminuzione, sebbene la diffusione dei contagi pregressi si rifletta ancora su una prevalenza di soggetti ospedalizzati con positività concomitante da Covid-19. Si conferma pertanto una situazione epidemica acuta con un'incidenza ancora elevata, ma una ospedalizzazione in proporzione più contenuta. L'epidemia rimane pertanto in una fase molto delicata, con un livello ancora significativo di diffusione virale, ma con una ricaduta sulle nuove ospedalizzazioni più contenuta rispetto ai mesi precedenti. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, in Sicilia i dati sono aggiornati al 7 febbraio scorso. Nel target 5-11 anni i vaccinati con almeno una dose si attestano intorno al 24% del target. Sono 62.752 i bambini, pari al 20,36%, che risultano vaccinati col ciclo primario completato. Nel target over 12 i vaccinati con almeno una dose sono il 90,97%. Sono ancora 1.058.000 i cittadini che, pur avendo diritto, non hanno effettuato la terza dose. Nello specifico i vaccinati con dose aggiuntiva, cosiddetto booster, sono 2.773.206,
pari al 72,38% degli aventi diritto. In Sicilia, pertanto, sono stati effettuati complessivamente 240.503 somministrazioni di quarta dose, di cui 211.000 circa agli over 60 e 8.824 le quinte dosi. Casa Sanremo 2023, la giovane favarese Tania Vinciguerra presenta il suo inedito Fra le nuvole, i dettagli nel servizio. Taglia un altro importante traguardo, la giovane cantante di Favara, Tania Vinciguerra, che ha conquistato l'accesso a Casa Sanremo. La rassegna attualmente in corso, che si sta svolgendo al Palafiori della ridente città ligure. In questa occasione Tania Vinciguerra canterà il suo nuovo inedito dal titolo Fra le nuvole, contenuto nel suo primo app digitale che uscirà in primavera su tutti i digital store. Casa Sanremo è da 16 anni il cuore pulsante del Festival della canzone italiana. Per Tania Vinciguerra, che già da anni è entrata nel mondo della musica italiana e della canzone, si tratta di una meta che le può aprire nuovi orizzonti e straordinari traguardi. Non la preoccupa l'emozione, avendo già pubblicato nel 2018 il suo primo singolo, L'abisso dentro di me, a seguito del quale l'anno dopo è stato remixato dal famoso Highlander DJ. Nel 2021, in piena pandemia, è uscito il secondo brano dal titolo Semplice, dopodiché nell'ottobre 2022 è stato realizzato un videoclip. Sono felice e incredula che questa cosa stia succedendo davvero, è veramente un sogno, è il commento di Tania Vinciguerra. Credo nell'amore, ma l'amore che cos'è? Cerco nelle tasche quel qualcosa che non c'è e amo navigare e cerco in quel che sono, cerco un po' di pace dentro me. Tiro una pietra in mare per vedere dove va, scende verso il fondo mentre luccica. Una pietra in mare per vedere cosa fa, tra poco sulla sabbia appoggerà. Contrasto al gioco illegale a sciacca in una sala scommesse, slot machine, non a norma e compresa telecomandata, scattano sanzioni e sequestri. Vediamo. Nel corso di un'operazione effettuata dalla Polizia di Stato di Sciacca ha proceduto a effettuare mirati servizi di prevenzione e contrasto del gioco illegale, tutti finalizzati alla ricostruzione della raccolta delle scommesse per via telefonica o per via telematica illecitamente. Fatto pertanto accesso presso un locale adibito a sala scommesse, la squadra di polizia amministrativa di Sciacca notava all'interno di una saletta interna riservata l'installazione di 5 apparecchi elettronici da gioco, uno scambiamonete e 5 sgabelli. I predetti apparecchi erano spenti al momento della constatazione, pur tuttavia regolarmente allacciati per mezzo di un cavo di alimentazione alle prese dell'impianto elettrico. Sugli stessi non erano apposti i relativi nulla osta di messa in esercizio e di distribuzione, nonché non risultavano essere collegati telematicamente alla rete nazionale del totalizzatore fiscale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Pertanto, da più attento accertamento, la Polizia di Sciacca notava altresì che le schede elettroniche presenti nelle macchinette si trovavano collocate in un vano alla base degli apparecchi stessi e non nello spazio generalmente loro riservato, ossia dietro il pannello principale. Inoltre si verificava che l'installazione all'interno degli apparecchi di una presa telecomandata che gestiva da remoto e consentiva l'accensione e lo spegnimento degli stessi senza che fosse necessario operare manualmente. Premesso questo, i 5 apparecchi, lo scambiamonete e le chiavi sono state sottoposte sotto il vincolo del sequestro amministrativo con finalità di ulteriori accertamenti. A tal riguardo sono state elevate sanzioni di natura amministrativa secondo l'articolo 110 del regolamento vigente per un totale di euro 50.000 al titolare, nonché una sanzione amministrativa per un totale complessivo di euro 1.032. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Quello che un tempo era il salotto buono della città, piazza Cairoli, sta diventando pericoloso, almeno stando alle segnalazioni e denunce su episodi di bullismo e microdelinquenza che hanno reso meno tranquilla la passeggiata nel cuore di Messina. Vediamo.
In queste ultime settimane si sono presentati diversi episodi ed aggressioni a diversi ragazzi pur non avendo alcuna colpa, ci sono state liti tra pseudobande e purtroppo quella zona è frequentata da diversi ragazzi che non pensano solo a divertirsi ma pensano a fare altro, quindi bisogna attenzionare, accendere le luci su Piazza Cairoli ed è il caso che il prefetto, naturalmente convocando il Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza Pubblica, pensi ad istituire là un gruppo interforze che possa stazionare sulla zona ed evitare che si verifichino episodi che fino ad oggi purtroppo sono successi. Da Piazza Cairoli a Piazza Duomo il passo è breve, anche lì in passato ci sono stati episodi spiacevoli, ricordiamo anche l'aggressione ai danni del presidente di Confcommercio Picciotto. C'è la necessità di riorganizzare tutto il sistema della movida? Sì, al momento la zona più frequentata, la meta per i ragazzi è Piazza Cairoli, Via San Martino. Non vi è dubbio che là abbiamo il problema, è quello più importante, quindi secondo me bisogna intervenire lì. È chiaro poi qualora ci fosse la disponibilità da parte del prefetto fare 2 posti fissi di polizia sia a Piazza Duomo che a Piazza Cairoli potrebbe essere anche opportuno. Io ho investito il sindaco della problematica che fa parte del comitato e lui come massima autorità cittadina può chiedere al prefetto di convocare questo comitato e sicuramente il sindaco prontamente lo farà. E anche la presenza di una stazione dei carabinieri che è stata inaugurata proprio a Piazza Cairoli riesce fino a questo momento almeno a fungere da deterrente purtroppo? Non ha prodotto gli effetti sperati, quindi ci vuole sicuramente più controllo e magari l'aiuto di altre componenti delle forze dell'ordine potrebbero aiutarci in questo. Per un volo in ritardo di quasi 4 ore una coppia di Agrigento ha ricevuto 600 euro. Arturo Cantella. Per un volo in ritardo di quasi 4 ore una coppia di Agrigento ha ricevuto 600 euro. Anziché atterrare alle 20 come previsto nel volo Roma-New York, ha raggiunto la città statunitense solamente alle 23:48. Un ritardo di quasi 4 ore avvenuto lo scorso 11 settembre che ha portato non pochi disagi ai 2 viaggiatori e ad altri passeggeri presenti durante il volo. Sulla questione è intervenuto il giudice di pace di Agrigento che qualche giorno fa ha condannato Ita Airways al pagamento di 600 euro nei confronti dei 2 passeggeri. Il giudice di pace di Agrigento, commentano da Italia Rimborso, che ha difeso i passeggeri aerei, ha applicato il regolamento comunitario il 261 del 2004 che tutela i passeggeri aerei anche in caso di ritardo aereo. Oltre le 3 ore di ritardo i passeggeri possono richiedere la compensazione pecuniaria. Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.